Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta e da qualche minuto è iniziata a Palazzo Balbi una conferenza stampa con il governatore Luca Zaia. Ovviamente nel corso di questa edizione poi vi daremo notizie su quanto sta dicendo il presidente del Veneto, ma parliamo anche di cronaca perché quello appena trascorso è stato un Ferragosto difficile sul fronte delle strade, lo ricordiamo alla vigilia una tragedia nel Trevigiano ed esattamente a Godega Sant'Urbano con 4 ragazzi tra i 18 e i 19 anni che sono morti in un gravissimo incidente stradale, ed ancora nel Veneziano ed esattamente a Tombelle di Vigonovo una bimba di appena 1 anno e mezzo che è stata investita per errore dal padre ed è morta sul colpo. Tragedia a Tombelle di Vigonovo, in provincia di Venezia. La piccola Chiara di 1 anno e mezzo è stata inavvertitamente investita dal papà in retromarcia nel cortile di casa in via Carlo Magno nella tarda mattinata del 15 agosto. Un errore fatale, un dramma inaspettato per la famiglia proprio nel giorno di Ferragosto. La bimba era la terza di 3 figli prima di lei, un maschietto e un'altra femminuccia. La situazione è apparsa immediatamente drammatica. I familiari disperati hanno da subito chiamato i sanitari del SUEM che, arrivati da Mestre, hanno potuto solo constatare il decesso della bambina. Intervenuti sul luogo anche i carabinieri di Vigonovo e di Chioggia che hanno da subito transennato l'area rendendola inaccessibile dall'esterno. Ora si stanno occupando di fare i primi rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Insomma un Ferragosto difficile, ma ora noi ci colleghiamo subito perché lo vedo già sul nostro schermo il tenente colonnello Marco Turrini, il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Buongiorno colonnello. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Buongiorno a lei, vedo che è nella sala operativa, quindi anche un buongiorno ai suoi uomini che stanno lavorando in questo momento. Dunque grazie. Colonnello, quello appena trascorso, lo abbiamo detto, purtroppo è stato un weekend difficile con delle stragi. Purtroppo non possiamo neanche dirlo, siamo abituati a vedere perché abbiamo visto 4 ragazzini che sono morti. Voi avete intensificato i controlli per cercare di arginare questo fenomeno degli incidenti stradali, soprattutto nelle strade più pericolose come quella della Treviso Mare, dove purtroppo si sono registrati anche comportamenti scorretti da parte degli automobilisti. Sì, come diceva lei, mi trovo appunto qui nella centrale operativa del 112 del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, che è stata lo è quotidianamente, ma lo è stato a maggior ragione in questo weekend di Ferragosto, un po' il centro di comando, il cuore pulsante di tutte le attività che abbiamo svolto con le nostre pattuglie sul territorio. Il weekend di Ferragosto è tradizionalmente un weekend all'insegna dell'elevata mobilità di persone, di veicoli che ovviamente si recano nelle località turistiche e a maggior ragione quest'anno, proprio anche in virtù purtroppo degli eventi luttuosi che hanno riguardato la marca trevigiana, abbiamo intensificato questa attività di prevenzione generale che ha riguardato il controllo della circolazione stradale, come diceva lei, su alcune arterie che noi consideriamo strategiche proprio perché in questi giorni presentano degli elevati flussi di veicoli e abbiamo abbinato a questo ovviamente l'attività che svolgiamo quotidianamente, un'attività di prevenzione generale dei reati e di contrasto alla criminalità. Ecco comandante, e non so se possiamo mandare in onda con la regia anche le immagini, perché controlli che avete fatto anche con l'ausilio proprio dell'elicottero. Sì, è stato molto d'aiuto la possibilità di avere un ausilio dall'alto e quindi veramente una prospettiva a 360 gradi di quello che si muoveva sul territorio. Va detto che nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo avuto automobilisti disciplinati e quindi che non abbiamo rilevato comportamenti, diciamo, in generale sbagliati. Certo, sono state rilevate
delle violazioni che quasi sempre riguardano l'elevata velocità, la guida in uno stato di non perfetta efficienza psicofisica, in alcuni casi appunto anche sorpassi azzardati, manovre azzardate. Ecco, queste sono tutte condotte di guida che ovviamente costituiscono un pericolo non solo per sé, per chi è la guida, ma anche per gli altri utenti della strada. E la Treviso Mare in questo senso è stato, diciamo, una delle strade osservate e speciali in questo weekend, dove abbiamo concentrato gli sforzi, come diceva lei, non solo con i nostri colleghi del 14° e di nucleo Carabinieri di Belluno, ma anche con le nostre pattuglie sul campo, sulla strada, le radiomobili, le pattuglie delle stazioni Carabinieri che appunto quotidianamente pattugliano la nostra provincia. Ecco, comandante, ha un po' un bilancio di, insomma, se avete denunciato, ritirato qualche patente durante questo weekend? Ma guardi, a livello provinciale, a fronte dell'elevatissimo numero di controlli, siamo nell'ordine di circa 300-400 veicoli e veramente diverse centinaia di persone controllate. Abbiamo rilevato complessivamente una trentina di violazioni che, ripeto, vanno dalla guida in stato d'ebbrezza a violazioni quali il mancato uso delle cinture di sicurezza, l'uso del telefono cellulare alla guida e, ripeto, molto spesso una guida in non perfetto stato di efficienza psicofisica. Sono tutte condotte che portano veramente a costituire un pericolo per sé e per gli altri utenti della strada. E quindi ecco, l'appello è ovviamente quello di chiedere ancora una volta la collaborazione di tutti i cittadini, degli automobilisti, ma anche di chi ovviamente si sposta in moto e con altri mezzi di locomozione, affinché, ripeto, ciascuno mantenga una condotta di guida corretta. È l'appello che noi facciamo anche in altri settori, lo facciamo anche nei settori della prevenzione dei reati. Ormai la sicurezza a 360 gradi non è devoluta ovviamente a noi, alle forze dell'ordine, alla prefettura che ci coordina, ma sempre più anche all'impegno di ciascun cittadino. Il fine è proprio quello di migliorare la sicurezza generale, ripeto, non solo e non soltanto nel campo della circolazione stradale, ma più in generale della prevenzione dei reati. E se me ne darà la possibilità, certo. Ecco, volevo proprio accennare di come questa collaborazione dei cittadini sia fondamentale in determinate circostanze, quando ci troviamo a intervenire al compimento di reati. Ecco, comandante, perché ovviamente voi non siete stati solo sulle strade per controllare la sicurezza stradale, ma anche per dare maggiore sicurezza ai cittadini e per prevenire furti e colpi messi a segno, perché sappiamo che, insomma, il periodo estivo o comunque il periodo, insomma, delle ferie è quello maggiormente a rischio, ecco, per i cittadini. Certo, come ho detto prima, c'è un'elevata mobilità, ovviamente la gente si sposta per recarsi in ferie, per trascorrere anche poche ore magari di relax in altre località diverse dalla propria dimora, ed ecco allora che le due direttrici fondamentali di questi servizi che abbiamo svolto nel weekend di Ferragosto sono state proprio finalizzate al contrasto alla commissione di reati contro il patrimonio, quindi furti in abitazione, e anche poi, e questo diciamo è veramente un filo rosso che ha riguardato così tutta la nostra attività nell'annata appena trascorsa, il contrasto agli stupefacenti, allo spaccio di stupefacenti e alla diffusione delle droghe, soprattutto in contesti giovanili. Da questo punto di vista devo dire che i risultati non sono mancati, ma proprio grazie alla collaborazione dei cittadini. In particolare c'è stato un episodio che ha visto protagonisti i carabinieri di Montebelluna che sono riusciti a sventare un furto, arrestando i presunti autori, recuperando la refurtiva. Si trattava di gioielli, monili che avevano veramente un valore affettivo oltre che intrinseco per i proprietari che avevano subito questo furto. Ecco, la refurtiva è stata recuperata, ma tutta l'operazione è nata dalla collaborazione di un cittadino, di un residente che ha visto un movimento sospetto, che ha visto
dei movimenti strani e ha allertato proprio qui, ha chiamato qui la nostra centrale operativa, ha chiamato il 112, si è mantenuto in costante contatto con i nostri operatori che hanno potuto appunto far intervenire la pattuglia e quindi sventare il furto. Quindi collaborazione fondamentale da parte dei residenti fornita ai carabinieri, quindi ripeto, importantissimo, ecco, informare, allertare, avere un buon rapporto di vicinato anche nel momento in cui appunto qualcuno si allontana dall'abitazione, quindi cercare veramente di aiutarci nella nostra quotidiana attività di prevenzione e contrasto dei reati. Ecco, comandante, ladri che sono stati fermati? Sì, diciamo che l'episodio ha avuto anche, è stato abbastanza rocambolesco perché questi 3 soggetti a bordo di autovettura ovviamente alla vista dei carabinieri hanno cercato di allontanarsi, hanno posto in essere tutta una serie di condotte di guida pericolose appunto nelle località tra Trevignano, Paese, fino a quando poi diciamo così sono stati fermati. Peraltro sono usciti di strada proprio per l'altissima velocità che stavano conducendo e chiaramente i carabinieri hanno verificato le condizioni, poi li hanno immediatamente bloccati e fortunatamente la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto e sono stati anche raccolti degli elementi interessanti, degli strumenti utilizzati appunto per degli arnesi da scasso, ecco, in maniera più puntuale, e quindi sono stati in generale raccolti degli elementi che ci potrebbero servire anche così per capire se questo terzetto si sia reso responsabile in zona anche di altri furti analoghi. Ecco, insomma, indagini che ovviamente non terminano con l'arresto per voi, ovviamente. No, ma quando, come in questi casi, riusciamo a individuare i presunti autori e colti, come si dice, con le mani nel sacco, ecco, diventa importante poi raccogliere tutta una serie di elementi che ci potranno servire, la macchina utilizzata, gli strumenti utilizzati per compiere questi reati, perché molto spesso, ecco, si tratta di predoni che prendono di mira una determinata zona, magari particolarmente appetibile perché è una zona residenziale, piuttosto che una zona magari periferica e quindi poco o magari vicina a grandi arterie di circolazione che possano favorire la fuga. Ecco, ripeto, molto spesso abbiamo questi colpi un po' a macchia di leopardo e quindi è importante poi raccogliere tutta una serie di elementi anche su episodi magari analoghi avvenuti in località vicine che possano essere riconducibili, ripeto, agli stessi autori. Ora, è bene ricordarlo, le indagini vengono svolte, i nostri provvedimenti vengono assunti nell'immediatezza, poi è chiaro che il tutto viene posto al vaglio dell'autorità giudiziaria e quindi ovviamente si parla sempre di presunzione di colpevolezza perché fino a quando non interverrà sentenza di condanna ovviamente vi è una presunzione di innocenza, però ecco, da questo punto di vista gli elementi raccolti ci fanno ritenere che, ripeto, questo terzetto magari possa aver compiuto altre malefatte, diciamo, in zona o comunque in zone limitrofe. Comandante, si tratta di 3 giovani? Ma sì, diciamo che è una persona più anziana e 2 ragazze che poi sarebbero sostanzialmente le due figlie, quindi sostanzialmente il gruppetto era legato da vincoli parentali e ripeto, si era mosso in maniera anche abbastanza così organizzata, appunto ciascuno con i propri ruoli, chi appunto era la guida, chi probabilmente si è occupato di fare ingresso per primo nell'abitazione. Abbiamo ritrovato proprio dei passepartout, delle chiavi utilizzate per compiere l'effrazione, ma ripeto, fondamentale il ruolo svolto da questi residenti che hanno subito allertato le forze dell'ordine, che ci hanno chiamato subito e hanno consentito che appunto il nostro intervento in tempi veramente rapidi.
Ecco, comandante, ritorna l'invito ai cittadini, questo lo fate insomma quasi sempre, proprio per evitare che poi si incappi in queste problematiche, quello di magari evitare di scrivere sui social che si va via o insomma che si è in vacanza, proprio per non dare insomma adito ai ladri di entrare. Sì, è chiaro che insomma i social, il fatto di scrivere sui social è ormai, diciamo, così un'esigenza comune, anche il piacere, voglio dire, di condividere determinate esperienze personali. Però ecco, occorre fare attenzione per evitare appunto di dare informazioni che poi possono essere utilizzate da malintenzionati. E soprattutto, ecco, vorrei dire l'utilizzo dei social anche per così avvisare magari circa la presenza in zona di soggetti sospetti, ecco, direi che deve essere preceduto sempre, ecco, da una chiamata ai carabinieri, alle forze dell'ordine, quindi al 112, al 113 e quindi ecco, avvisateci prima, avvisateci immediatamente di quello che succede, perché ogni informazione viene presa in carico e non viene assolutamente sottovalutata, e quindi quella che può essere un dato, diciamo, del singolo, un dato magari anche voglio dire che preso singolarmente potrebbe avere anche poco significato, magari una macchina sospetta vista sfrecciare piuttosto che un soggetto in atteggiamento sospetto. Ecco, per noi diventa importante, perché noi poi tutte queste informazioni le mettiamo in comune, le gestiamo in rete e quindi cerchiamo poi di farci un'idea di quello che si muove sul territorio. I consigli ovviamente in questo periodo di vacanze sono sicuramente, ecco, quelli di così dotarsi anche di una serie di difese passive, quindi chi ha il sistema d'allarme ovviamente di inserirlo e di tenerlo inserito, perché molto spesso così per la fretta, per la sbadataggine l'allarme non viene inserito, viene lasciata una finestra aperta, non viene chiusa correttamente una porta d'ingresso. Ecco, questi sono tutti piccole disattenzioni che però possono diventare purtroppo perniciose per chi poi è malintenzionato e per chi magari, ripeto, voglia commettere dei reati. Comandante, parlavamo di furti, ma impegnati anche a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sì, l'attività di contrasto allo spaccio, specie in ambiti giovanili, i motivi sono ovvi, ecco, perché si tratta di una fascia della popolazione che ovviamente ci sta particolarmente a cuore e che ha visto l'impegno dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, in chiave preventiva, con tutta una serie di iniziative coordinate dalla Prefettura negli ultimi mesi, anche volta a creare un po' un osservatorio, no? Ad avere un monitoraggio di quello che è la situazione del consumo e dello spaccio di stupefacenti nella nostra provincia, da un lato. Dall'altro l'attività di contrasto che anche in questi giorni, ripeto, ha avuto buoni risultati. Sono stati tratti in arresto 2 soggetti, tra l'altro con quantitativi insomma abbastanza cospicui di marijuana e di cocaina. Sono stati tratti in arresto, sono stati deferiti in stato di libertà altri soggetti, peraltro qualcuno è stato trovato proprio con dello stupefacente in autovettura, in macchina, quindi segno probabilmente sicuramente di un'assunzione prima magari di una condotta di guida, e quindi ritorniamo a quello che dicevamo sulla necessità di porsi alla guida in uno stato di efficienza psicofisica che è appunto il più possibile corretto. E quindi, ripeto, una serie di risultati da questo punto di vista e così osservando quelli che sono stati i soggetti che si sono resi responsabili di queste condotte, si vede come l'età, sono quasi tutti ventenni, a cavallo dei 20 anni, dei 18 anni, ecco, fa molto riflettere, perché così è indice e segnale di una diffusione a livello giovanile, ripeto, ancora elevata. Però
è indubbio che la nostra attività si deve muovere su queste due direttrici. Da un lato la prevenzione, quindi cercare di fare rete con le altre istituzioni per capire il fenomeno e per cercare degli strumenti che possono appunto prevenire questa piaga, dall'altro quella della repressione. Uno solo dei due strumenti non diventa inutile, ma devono essere ovviamente coordinati e dobbiamo coordinarci con le altre istituzioni, ripeto, per poter contrastare questo fenomeno. Comandante, la ringrazio davvero. Grazie a voi, un saluto da parte mia e anche da parte degli operatori della centrale operativa che, ripeto, mi piace evidenziare il loro lavoro, che è un lavoro quotidiano, quindi non solo in questi giorni di Ferragosto, ma durante tutto l'anno H24, quindi chiamate il 112 e l'appello che rinnovo è questo. E ringrazio poi voi per questo collegamento che ci ha dato modo di fornire informazioni utili al cittadino. Grazie davvero comandante, grazie e un saluto anche da parte di tutta la redazione e anche ai suoi uomini che stanno lavorando. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Grazie. Abbiamo parlato avete sentito il comandante, abbiamo parlato di incidenti, abbiamo parlato dei colpi, di furti, dei controlli che sono stati messi in atto. Fra l'altro parliamo anche di maltempo perché questa notte è stata una notte con una bomba d'acqua, quelli che siamo abituati ormai a vedere in tutta la regione, dal Vicentino al Veneziano, Veronese, ma anche nella Marca. Intorno alle 23 una forte ondata di maltempo ha sferzato tutta la Marca trevigiana, qualche pioggia si era registrata nell'area nord della provincia verso le 19, ma solo nella seconda parte della serata vento e grandine si sono abbattuti soprattutto nel capoluogo, le temperature si sono abbassate permettendo quindi un respiro, visto insomma le giornate davvero calde e afose di questi giorni, ma c'è stata paura che potesse esserci qualche tromba d'aria e paura soprattutto per le colture che stanno davvero risentendo di questo periodo. Grazie a Dio non ci sono state e comunque qualche ovviamente abitazione ha avuto dei problemi e molte sono state le chiamate e gli interventi da parte dei vigili del fuoco. E parliamo anche di Covid, la lettura del bollettino regionale. Prima delle letture vi ricordo che fra qualche minuto insomma speriamo di sentire proprio le parole del Presidente Zaia, che oggi, come vi anticipavo, ha fatto una conferenza stampa intorno alle 11:30. Dunque il bollettino: scendono sotto quota 1000 i casi giornalieri di Covid-19 in Veneto, che ha registrato ieri 903 nuovi contagi, con il totale a 2.155.591, quindi un decesso che porta purtroppo le persone morte da Covid a 15.258. Continua la discesa anche degli indicatori sanitari con 57.062 attuali positivi, 465 in meno rispetto al giorno precedente, 880 i pazienti nei reparti ordinari, quindi con un meno 34, e 41 con un meno 2 in terapia intensiva. Ora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio, abbiamo anche molta cronaca, avremo anche un dibattito politico e ci collegheremo poi con la nostra redazione di Padova. Pubblicità e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio. Abbiamo parlato poco fa di maltempo, infatti il brutto tempo si è abbattuto sui fuochi di Ferragosto di Padova, che tornano dopo 2 anni di assenza dovuti al Covid. Padova in serata non ha rimandato lo spettacolo pirotecnico, tornato dopo 2 anni di stop imposti dalla pandemia. Pochi minuti prima della mezzanotte i primi bagliori colorati hanno illuminato il cielo della città. Nonostante la pioggia, un centinaio di coraggiosi, come li ha definiti il sindaco Giordani, con ombrelli e kiwi, ha assistito ai fuochi d'artificio. Uno spettacolo di luci e musica, ma quasi completamente senza botti. Dopo le polemiche aizzate dall'associazione Orizzonti di Marco Carrai, che aveva avviato
avviato una raccolta firme per cancellare i fuochi per evitare che dessero fastidio a cani e gatti, il comune ha scelto una tipologia di spettacolo non rumoroso. La festa ferragostana, tornata dopo gli anni di restrizioni del Covid, si è svolta senza intoppi. Imponente la macchina messa a punto dalle forze dell'ordine che hanno sorvegliato Prato della Valle. Isola Memmia chiusa fin dal mattino e traffico impedito tra le 19 e le 2 di notte, con conseguenti cambiamenti per le linee di autobus e tram, varchi agli ingressi. Il sindaco Giordani ha emanato un'ordinanza che vietava di accendere lanterne cinesi, di usare droni e di portare in piazza bottiglie di vetro, lattine, spray urticanti e oggetti contundenti. Abbiamo parlato anche di sicurezza stradale e lo facciamo per parlare anche di pedoni e ciclisti. È stato pubblicato dall'ULSS 2 della Marca Trevigiana il primo dei 4 video nella lingua dei segni nell'ambito di un progetto di inclusione per le persone sorde. La sicurezza stradale per pedoni e ciclisti, tutte le regole spiegate nella lingua dei segni. È il primo di 4 video realizzati dall'ULSS 2 della Marca e rientra nel progetto E-Inclusion, Vedo, Sento, Ascolto, Capisco della Regione Veneto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A questo primo video ne seguiranno altri dedicati all'alimentazione, all'attività motoria, alle dipendenze, il tutto nell'ambito di questo progetto che mira all'inclusione sociale attraverso strumenti in grado di ridurre le difficoltà comunicative che possono incontrare le persone con disabilità. Nello specifico, il progetto è rivolto alle persone che presentano limitazioni nell'udito, nella competenza verbale e nella piena capacità di comprensione della comunicazione interpersonale e istituzionale tradizionale. Ecco quindi tutte le principali norme del codice della strada rivolte a pedoni e ciclisti spiegate in LIS. Nello stesso progetto è stato anche attivato un servizio di mediazione linguistica, sempre in LIS, per le persone sorde che necessitano di contattare l'ULSS 2 per prenotare prestazioni e chiedere informazioni oppure effettuano una visita in ospedale o in ambulatorio. La procedura può essere attivata tramite app da PC, tablet o telefono in modalità immediata grazie ad un interprete disponibile entro 30 secondi dalla chiamata. Ed ora invece ci spostiamo a Vicenza e parliamo di PNRR, approvati 5 progetti per la digitalizzazione dei servizi cittadini del comune per un importo di 1,5 milioni di euro. Vediamo se possiamo mandare in onda il servizio. 1,5 milioni di euro il finanziamento per i 5 progetti presentati dal Comune di Vicenza e approvati nell'ambito del piano strategico per la transizione digitale, il che prevede una rivoluzione digitale della pubblica amministrazione al fine di rendere più agili e immediate le procedure di accesso ai servizi. Il Comune di Vicenza si è posto come obiettivo l'ampliamento dei servizi fino ad oggi erogati anche in via tradizionale tramite delle procedure semplificate online digitalizzate. Si va dall'estensione dell'utilizzo della piattaforma nazionale SPID all'adozione delle piattaforme Pago Pubblica Amministrazione e App Io per i servizi del Comune, oltre all'implementazione del sito istituzionale. Procedure online ottimizzate e facilitate per il cittadino è l'obiettivo. Alla fine di questi progetti il cittadino potrà usufruire di servizi che fino ad oggi di cui deve usufruire in maniera tradizionale, quindi venendo allo sportello, pagando con il bancomat, potrà usufruire in maniera più semplificata, più veloce di moltissimi servizi erogati dall'amministrazione comunale. Uno per tutti, ad esempio, la pubblicazione di matrimonio che oggi viene fatta accedendo allo sportello. Al termine di questo progetto potrà essere fatta secondo un'applicazione apposita. Tempi di realizzazione stringenti, dai 9 ai 12 mesi per contrattualizzare il progetto e altre 12 per portarlo a termine. Ed ora invece andiamo a Padova, dove vedo già nello schermo la nostra Valentina Visentin che si trova lì con Andrea Crisanti, candidato del PD in Europa. Buongiorno Valentina.
Sì, buongiorno Daniela, infatti per la prima volta non parliamo di Covid con il professor Andrea Crisanti, ma parliamo di politica. È ufficiale la notizia, il professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, sarà capolista del PD in Europa. Professore, come ha preso questa notizia? Insomma, come mai ha deciso di mettersi a disposizione del Partito Democratico? Ma guardi, è una notizia che in qualche modo è un processo che era in corso da qualche settimana. Il circolo del PD di Londra, nel quale sono iscritto da circa 5-6 anni, ha fatto la proposta alla direzione generale che poi è stata arriva adesso. Diciamo, poi se lei mi chiede perché ho questa militanza del Partito Democratico, perché come no? In una posizione sociale. Sono onorato di questa candidatura, che in qualche modo si collega anche alla mia esperienza familiare. Io ero stato emigrato dall'America, un mese, anzi mandavo dei soldi a mia madre, che sono stati particolarmente fondamentali per la mia educazione. Sarei quello che sono senza di questo. Ho vissuto 35 anni all'estero, quindi penso di saper in qualche modo rappresentare i problemi degli italiani all'estero. Ho passato 25 anni a Londra, 5 anni in Germania, 4 anni in Svizzera, quindi chiaramente sono realtà diverse, complesse e penso di capire quali sono i loro problemi. Ecco. Professore, si era parlato più volte di una sua entrata in politica anche nei mesi scorsi, questa volta però insomma è ufficiale e la partita è importante perché parliamo appunto della formazione del nuovo Parlamento. Ma guardi, è una partita importante non tanto per la formazione del nuovo Parlamento, ma per le esperienze passate in cui abbiamo visto una politica che ha delegato ai tecnici la gestione del paese. Questo cosa significa? Significa che ci sono delle decisioni da prendere che hanno bisogno di conoscenze e di competenze che i politici non possono apportare. C'è anche da dire che qualsiasi decisione di carattere tecnico non è neutra, quindi io penso che sia giunto il momento a delle persone che hanno delle competenze tecniche e scientifiche di mettersi in gioco e andarsi a prendere i voti. Un'ultima cosa. L'importanza, il suo nome ribadisce ancora una volta l'importanza che ha la scienza, e l'abbiamo imparato dalla pandemia, nelle decisioni della politica. Beh, certo, in qualche modo si rifà a quello che ho detto prima, però io penso che non è giusto per i cittadini che vengano governati da persone che non siano elette. Quindi io penso che se un tecnico o una persona abbia delle determinate competenze economiche, scientifiche, ecologiche, energetiche, Dio solo sa quanto ce ne abbiamo bisogno in questo momento, si presenti ai cittadini con delle idee e delle proposte, perché qualsiasi decisione in questo momento, anche se basata su dati tecnici, non è mai neutra. Ecco, e con queste parole da Padova è tutto. Daniela, ti restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Valentina, grazie anche al professor Crisanti che è intervenuto in diretta, grazie davvero. Ovviamente poi fra pochi minuti parleremo anche di politica, sentiremo prima le parole del governatore Zaia, ma parleremo anche di politica con i nostri ospiti e commenteremo anche questa nomina in un partito dove in questo momento c'è qualche mal di pancia. Però parliamo ancora di Ferragosto e lo facciamo parlando del Ferragosto nella Marca, perché anche se non ai livelli di mare e lago, anche nella Marca gli albergatori sono soddisfatti di come sta andando la stagione turistica, buoni tassi di occupazione sia in tutta l'area, sia nella provincia trainata da Venezia, sia nell'area delle colline del Prosecco. Dopo 2 mesi, giugno e luglio, ottimi dal punto di vista delle presenze, anche agosto, seppur storicamente non sia il mese più gettonato dai turisti per visitare la Marca, sta dando risultati molto buoni in tema di presenze, sia italiane che soprattutto straniere. Grande soddisfazione da parte degli albergatori. Questo agosto, soprattutto a causa del dollaro forte, abbiamo avuto un grande ingresso di americani che si sono riversati sul nostro territorio alla ricerca soprattutto delle città d'arte. Nella nostra provincia sta andando molto bene anche tutta la zona del Prosecco, le colline, la zona UNESCO, eccetera, stanno veramente avendo degli ottimi risultati.
Comunque non è tutto oro quel che luccica. Secondo le associazioni degli albergatori è prematuro un eccessivo ottimismo. I conti si faranno alla fine dell'anno. Difficile un totale recupero dei livelli di occupazione pre-pandemia, con le strutture alle prese con l'aumento dei costi dell'energia. Il caro bollette sta veramente mettendo in crisi molte delle nostre strutture e veramente non sappiamo, se non avremo o non ci sarà pronto un intervento da parte del governo, non sapremo come fare appena la temperatura calerà. Si parla di aumenti che vanno dell'ordine anche del 500-600% e le nostre sono aziende energivore, quindi purtroppo con tutti gli spazi comuni comunque con un sacco di energia elettrica e di gas. Altro problema che affligge tutto il settore turistico ricettivo, come quello dei pubblici esercizi, è la carenza di personale. Personale si è allontanato durante il periodo della pandemia e fa fatica a ritornare perché trova il nostro settore poco incentivato, quindi anche qua speriamo che col nuovo governo venga mantenuto il Ministero del Turismo e il Ministero del Turismo prosegua quello che aveva promesso, cioè ridurre il cuneo fiscale soprattutto per i lavoratori nel mondo del turismo. Quindi queste due fattori saranno veramente l'ago della bilancia per il prossimo futuro. Parlando sempre di turisti, sono stati 249.137 i passeggeri gestiti nella settimana dall'8 al 14 agosto nell'aeroporto Marco Polo di Venezia, cifra che corrisponde all'84% del volume gestito nello stesso periodo del 2019, lo comunica oggi la società di gestione Save SpA. Ed ora parliamo di donazioni del sangue, andiamo nel Vicentino, lo abbiamo fatto più volte, l'appello è lanciato un po' da tutte le AVIS della regione perché c'è bisogno di sangue, c'è bisogno di plasma. A Vicenza sono state 1.440 donazioni in meno nei primi 6 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'appello di Fidas Vicenza ai donatori: serve un cambio di passo. Donatori di sangue vicentini che dimostrano un grande cuore, ma la diminuzione delle donazioni generalizzata nei primi 6 mesi dell'anno implica un appello in vista di ottobre e della ripresa della quotidianità dopo le ferie. È un messaggio sicuramente di speranza e di velocità per recuperare un po' il tempo perso. Oggi abbiamo la necessità di dare supporto a quelli che sono i pazienti che ci aspettano. Abbiamo un calo donazionale sui primi 6 mesi dell'anno di 1.400 donazioni, che all'interno di tutto il Dipartimento di Vicenza è tanto perché è tanto aiuto che viene a mancare ai pazienti. E allora anche qui le motivazioni per cui andare ad incentivare i donatori a spronarli alla donazione sta nell'andare a superare un po' lo scoglio del Covid. Sì, sappiamo che se siamo positivi poi basta aspettare la negativizzazione, 15 giorni e siamo a posto e quindi possiamo riprendere a donare. Oggi probabilmente è necessario riprendere in mano un po' quelle che sono le priorità della nostra vita e tra le priorità della nostra vita ci sono i pazienti. Pazienti appesi al filo della donazione e alla speranza. Per loro, ai donatori si chiede un cambio di passo. Perché non proviamo, cari donatori, a fare semplicemente una donazione in più rispetto a quella che abbiamo fatto magari l'anno scorso, proprio per aiutare e continuare a dare supporto al sistema trasfusionale e ai pazienti che sono lì, che aspettano noi. Dunque un appello che abbiamo rinnovato anche più volte nel corso dei nostri telegiornali, insomma serve plasma, serve il sangue per le persone che si trovano in ospedale, ma anche per i tanti incidenti stradali di cui purtroppo parliamo quasi ogni giorno. Passiamo alla politica. Allora vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunta qua in studio, Katia Lovat di Fratelli d'Italia. Intanto buongiorno. Buongiorno. E dovrei avere già collegato con noi Stefano Dall'Agata, Europa Verdi a Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Adesso aspettiamo, dovrebbe collegarsi con noi anche Alain Luciani della Lega, quindi attendiamo poi che si colleghi, ma insomma siamo arrivati agli sgoccioli, insomma ormai non si parla più di alleanze perché quelle ci sono già, si parla insomma delle elezioni, si attendono i candidati, il Partito Democratico oggi ha reso noto i nomi dei candidati, c'è qualche malumore. Fratelli d'Italia?
Fratelli d'Italia al momento non ha ancora stillato una lista di candidati e sicuramente a giorni, insomma, insieme a tutto il centrodestra uscirà. Quella che è stata la nostra prerogativa è quella di aver stillato un programma che è stato reso noto, un programma di centrodestra, perché per noi non sono tanto importanti le persone quanto quello in cui noi crediamo, e credo che questo sia già un simbolo di chi effettivamente siamo noi come partito e come coalizione, dove non ci sono giochi di potere, nomine e quant'altro, ma ci sono degli ideali, dei valori che dopo 10 anni di governi di pseudo-sinistra non eletti noi vogliamo porre, quindi questa è la nostra risposta al momento. E poi parleremo anche di cronaca, però prima, perché poi c'è stata anche la conferenza stampa del governatore Zaia che ha parlato proprio anche di sicurezza stradale. Stefano Dall'Agata, abbiamo sentito insomma i nomi del Partito Democratico, c'è un po' di malumore su qualche nome o qualche non nome che si è candidato? Io sono abbastanza laico su quella che è la fase preelettorale. Cioè è normale che ci siano avvicendamenti ed è normale che chi resta fuori possa anche lasciare uscire qualche tono un po' amareggiato nei confronti di chi non l'ha candidato. Però fa parte della politica, cioè non credo che ci si debba dare più di tanto. Settembre, insomma, si attende adesso a settembre, si dice insomma ci vuole un governo, questo è l'unica cosa su cui tutti sono d'accordo. Allora, ci vuole un buon governo, perché di un cattivo governo non abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di un governo che rispetto alle questioni sociali abbia altra priorità, di un governo che rispetto alle persone più svantaggiate abbia un comportamento se non indifferente, addirittura malvagio certe volte. Non abbiamo bisogno di un governo che della crisi climatica si disinteressa e che pensa agli appalti e alle grandi opere. Ecco, di questo non abbiamo bisogno, non ne ha bisogno l'Italia. Abbiamo già avuto cose del genere e non mi pare che sia il caso di continuare a riproporre cose per lasciare indietro il nostro paese e fare in modo che non riesca ad essere partecipe alla scena internazionale avendo una base di governo buona con obiettivi seri che secondo me sono e devono essere giustizia sociale, lotta al dissesto del territorio e lotta a quella che è la crisi climatica. Ecco, lei mi scusi, quando diceva ci vuole un buon governo e non insomma rimanere attaccati ai grandi progetti, si riferiva ovviamente al centrodestra? Ovviamente, ma non solo. Purtroppo in questi anni, io provengo dai democratici di sinistra, devo dire che il berlusconismo senza Berlusconi si è affacciato anche dall'altra parte. Ecco, io credo che serva una correzione di rotta. Noi di Europa Verde Verdi non solo scriviamo nel nostro programma, perché ce l'abbiamo anche noi un programma, ideali e valori, ma soprattutto per la nostra storia pensiamo di essere persone in grado anche di rispettarlo il programma, perché scrivere cose, andare dagli elettori a promettere il mondo e dopo rifare quello che serve nei 4 giochetti di palazzo non credo che sia la strada giusta. Sentirei la risposta a questo punto di Katia Lovat. Beh, in realtà, ripeto, noi di destra non siamo al governo da tanto tempo e non per nostra volontà, ma perché non ci è stata data l'opportunità di essere, non sono mai stati chiamati i cittadini a votare. E per quanto riguarda una cosa interessante che ha detto il mio collega, le infrastrutture non servono. Io qua avrei un po' da ridire, perché chiaramente non servono certi tipi di infrastrutture, chiaramente quelle dove ci sono sperequazioni, dove ci sono appalti e giochi di potere, ma credo che l'Italia abbia veramente bisogno di infrastrutture che poi possono essere costruite anche con etica e quindi guardando all'ecologia, guardando chiaramente al rispetto dell'ambiente, che per noi comunque è fondamentale, sta nel nostro programma, quindi non è che siamo dei capitalisti o industriali. Chiaramente per noi il benessere del nostro paese è fondamentale, come anche lo sviluppo dal punto di vista industriale e economico. Per noi chiaramente la pietra miliare è il lavoro, perché è lavoro per i giovani,
giovani, lavoro per tutte quelle persone che non hanno l'opportunità, bocciamo completamente l'assistenzialismo dato dal reddito di cittadinanza, che non implica toglierlo, implica renderlo uno strumento valido, perché io sono giovane, ho 27 anni, ho fatto stage per praticamente 6 anni della mia vita guadagnando meno di quanto prende una persona che sta a casa lavorando 12 ore al giorno per delle multinazionali. Quindi sì, chiaramente mi hanno dato esperienza, ma io stavo lavorando e portando il mio contributo, e credo che questo in Italia debba essere assolutamente risolto come problema, perché altrimenti noi giovani laureati prendiamo e lasciamo questo paese e rimangono semplicemente quelle persone che non hanno voglia di fare e si adagiano su questo. E quindi questa è una delle nostre battaglie, perché anche per noi chiaramente l'etica, il lato sociale è fondamentale, ma anche risolvere tutti questi problemi che chiaramente non è che non sono prioritari rispetto all'ambiente, ma devono andare in linea parallela, e questo è un po' quello che noi stiamo portando come partito, al di là del fatto che io poi condanno completamente l'antipolitica che viene fatta, perché io sono una giovane laureata con degli studi, non mi sarei mai affacciata al partito della Meloni se lo avessi reputato minimamente fascista. Chiaramente mi rendo conto che la sinistra sta andando avanti da 10 anni con l'antipolitica perché non hanno delle proposte concrete, però questo non è un problema nostro, come ci vogliono far percepire. Quindi io dico anche ai giovani che sono comunque indecisi su chi votare, veramente di non andare a ascoltare i giornali o la propaganda che viene fatta dalla sinistra, ma leggere veramente quello che è il nostro programma, che è un programma coerente, coerenza che la Meloni ha dimostrato in tutti i sensi che potevano essere dimostrati, e che comunque è un programma sociale e a favore di tutta la comunità. Ecco, reddito di cittadinanza, Stefano Dall'Agata, è uno dei punti, insomma, cardine che vi ha sempre diviso. Allora, intanto una precisazione. Se io non dico una cosa, non capisco perché la mia collega debba capire quella cosa. Se io le infrastrutture non le ho nominate e ho detto che certi modi di fare le grandi opere sono sbagliati, non ho detto che non ci devono essere fatte infrastrutture in Italia. Io ho capito, questo dovrebbe essere abbastanza semplice da capire, spero, soprattutto se si è laureati. Forse non si è espresso bene, però questo è quello che è stato percepito. Capito male. Forse perché rispetto alla propaganda di cui accusa gli altri ne ha fin troppa di sua. Adesso la fiamma del movimento sociale raffigura lo spirito di Mussolini. MSI sotto è il rimando alla Repubblica Sociale Italiana. Dire che voi vi riconoscete con quei simboli in quella storia che ha rappresentato cose orribili significa che, anche se lei ride e ha 20 anni, significa che voi siete gli eredi di coloro che in Italia hanno fatto il disastro. Andiamo a reddito di cittadinanza. È chiaro che è una misura parziale che può essere migliorata, però mentre lei magari non conosce persone di 50 anni che si trovano a sopravvivere tra lavoretti e reddito di cittadinanza, a me purtroppo capita di conoscerne. E mi dispiace per loro, pur avendo io un lavoro tranquillo e essere, diciamo, dentro una stabilità economica. Non sono ricco, ma non sono neppure a rischio miseria. Ecco, parlare di volerlo abolire, tutti i toni che avete usato, tutta la propaganda in cui i giovani non vogliono lavorare, quando poi vengono fuori i dati e c'è stato un aumento di occupazione, c'è tutto. Il punto è, se non ci sono giovani che vanno a lavorare, uno, si è fermata la natalità in Italia, vogliamo prenderne atto, chissà come mai si è fermata. Non nascono bambini, poi non ci sono ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro, ce ne sono di meno, e rispetto alle licenze produttive sorge un problema. Gli industriali non vicini a noi, vicini anche alla Lega, molti, hanno chiesto alla Lega di aprire le frontiere perché hanno bisogno di lavoratori. Ecco, questa è la situazione. Vogliamo parlare di ideologia? Signora,
oppure vogliamo parlare di problemi concreti? Io sono per i problemi concreti, non per l'ideologia. Mi scusi, Dall'Agata, solo per chiarire un punto che forse non ho capito io. Lei diceva non ci sono giovani che si affacciano al mondo del lavoro, perché non avevo ben capito, perché c'è stata anche una grande fuga di giovani che sono purtroppo andati all'estero, ed è quello, insomma, che penso che tutti i politici stanno ribadendo, è quello di tenere i giovani, insomma, in Italia e offrire loro un futuro. Sono due problemi che si sommano. La natalità è diminuita. Io faccio parte della generazione dei baby boom. Nel 1960 c'erano 3 reparti di maternità dell'ospedale di Treviso distribuiti nella città. Adesso uno basta e avanza. Cioè, questo è il dato. Nel frattempo c'è stato un calo che si comincia a avvertire con le scuole che riducono classi, e se le scuole riducono classi, alla maturità arrivano meno giovani. Se dopo il sistema produttivo, fatto da bravi imprenditori ma anche da troppi cialtroni, non dà modo a persone laureate di trovare un lavoro consono, succede, come è successo a una ragazza di Mogliano che conosco, che dopo aver fatto 2 anni di stage a 700 euro al mese, quando in Francia le ha detto 3.000 euro al mese, è andata via, ma è logico. Se le avessero dato 1.500, probabilmente con la famiglia qua, i cari qua, le amicizie qua, non si sarebbe mossa, ma non è che si può non avere una prospettiva e stare in Italia. Cioè, il patriottismo arriva fin lì, se poi da un'altra parte quello che non mi danno qua me lo danno, una persona che ha la possibilità va via. È fisiologico, cioè certo. Non è che mi dispiace, sono convinto che si debba fare, però a questo punto serve anche che la classe imprenditoriale faccia un atto di mea culpa e si renda conto che se sono scappati non può essere tutta colpa dell'amministrazione cattiva, e se in Veneto scappano di più l'amministrazione significa Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, perché la regione la controllano loro. Significa che c'è anche un problema etico dal punto di vista imprenditoriale in questa regione. Allora, faccio rispondere ovviamente Katia Lovat su quello che ha detto Stefano Dall'Agata. Prima volevo dire che Alain Luciani della Lega doveva collegarsi, ma ha problemi di collegamento in una zona che non prende, quindi insomma lo salutiamo, speriamo di poterlo avere in collegamento nei prossimi giorni. Intanto farei rispondere Katia. Beh, sicuramente il problema della natalità è collegato in maniera diretta al problema non tanto degli stipendi, ma del lavoro in sé. Io ho 27 anni, potrei avere tecnicamente dei figli, ho un'età considerata giusta, mettiamola così. Chiaramente ho iniziato a lavorare effettivamente da 2 mesi, perché un'azienda mi ha assunta dopo un iter di stage infinito. Quindi è ovvio che i giovani non fanno figli, ma non perché non li vogliano, ma perché è impossibile attualmente con le proposte economiche che vengono fatte, con tutti gli iter di stage e quant'altro. Tra l'altro, siccome è un tema a me molto caro, e soprattutto perché siamo gli unici insieme forse a Spagna e Francia ad avere questa etica degli stage allucinante, anche se lì è molto più regolamentata che qua, questa grandissima opera che è stata fatta non l'ha introdotta né Lega, né Berlusconi, né Fratelli d'Italia, è stato Renzi. Quindi adesso, al di là delle varie proposte, proponendola come diamo spazio ai giovani per poter imparare, in realtà io vengo da una multinazionale a Milano, nel mio team eravamo 16 persone, di cui 6 assunte e 10 itineranti, dove quei 10 posti erano solo stage. Quindi spiegatemi come può essere legale una cosa del genere, perché è palesemente una truffa allo Stato, perché chiaramente sullo stage non vengono pagati i contributi, oltre che uno sfruttamento delle persone. E i miei colleghi venivano da università prestigiose e quant'altro, quindi non è questione è proprio un meccanismo, un sistema che sta distruggendo il nostro lavoro, perché chiaramente c'è chi lo fa come me con l'intento di apprendere, ma se poi questo apprendimento deve andare avanti fino a quando ho 30 anni, a una certa uno dice anche grazie, arrivederci. Quindi sicuramente questa è una cosa che deve essere cambiata se vogliamo investire in questo paese, perché è brutto da dire, ma il futuro siamo noi. Se non ci viene data la possibilità di essere parte di questo futuro
futuro di collaborare, di contribuire a farlo, io voglio capire come ci troviamo tra un paio d'anni. Poi per quanto riguarda la natalità, chiaramente noi come Fratelli d'Italia stiamo proponendo tutta una serie di misure a favorirla. Chiaro che se non viene risolto il problema principale, dove la gente non ha uno stipendio adeguato per mantenere dei figli, non li mettiamo neanche al mondo, perché non è che poi questi vivono da sé, sono carico nostro, chiaramente bisogna avere le possibilità per averli, perché secondo me è anche da sprovveduti mettere al mondo delle creature e poi non avere la possibilità di mantenerle e ricorrere allo Stato, perché è lo Stato che poi lo deve fare. Questo credo sia un po' anche l'insegnamento nella mentalità veneta. E al di là di questo, ultima cosa di cui io volevo parlare, nessuno di noi in Fratelli d'Italia parla di ideologia. Il fatto che voi ci associate per il nostro passato, comunque per gli ideali, ad un filone storico che ormai è ben morto che sepolto, è un vostro errore, un approccio logico scorretto, perché chiaramente noi riconosciamo la storia e credo che ognuno di noi lo debba fare, non diamo né giudizi positivi né negativi, chiaramente condanniamo quanto Mussolini ha fatto in Italia, quanto ha fatto Hitler, quanto abbia fatto qualunque despota a questo mondo, perché non è corretto. Riconosciamo la storia, fine, e condannando ovviamente quel tipo di azioni e non volendole in alcun modo riproporle. Il fatto che poi voi vi aggrappiate il fuoco che ci rappresenta, la fiamma, come un simbolo di vestigio del passato, io credo che sia un vostro errore d'approccio, non sicuramente il fatto che noi siamo fascisti o persone che rimpiangono il passato, questo è. E lo dico chiaramente perché io non farei parte di questo partito se così fosse. Ecco, io vorrei anche parlare di un argomento perché ne ha parlato anche il presidente Zaia, quindi vorrei anche sentire voi, che riguarda gli incidenti stradali, perché si parla, insomma, parliamo di politiche, però parliamo anche di fatti che purtroppo accadono a casa nostra. L'ultima tragedia è quella dei 4 ragazzi. Zaia diceva, insomma, dobbiamo continuare, dopo sentiremo le sue parole, dobbiamo continuare con la campagna shock. Ecco, io vedo, non so, si è collegato forse con noi Alain Luciani. Buongiorno intanto. Buongiorno, chiedo scusa per la location, non avevo... Avevamo infatti paura di non riuscire a collegarci con lei. No, allora, prima stavamo parlando, non so se ha sentito all'inizio la questione tra la Katia Lovatte e Stefano Dall'Agata, che insomma si parlava di giovani, di fare entrare i giovani nel mondo del lavoro e insomma ovviamente di 2 vedute che sono completamente diverse, e anche della questione del reddito di cittadinanza. Quindi chiedo subito a lei, insomma, diceva giustamente Katia, questa è una delle cose che dovremmo cambiare. Ma io sul reddito di cittadinanza sono sempre stato uno dei pochi che ha difeso diciamo, l'istituzione di un reddito che di fatto è un reddito di inclusione. Ecco, io lo vedo più come un reddito di inclusione, cioè tutte quelle vere situazioni economiche di difficoltà devono assolutamente essere sostenute. E di certo il meccanismo del reddito di cittadinanza non va assolutamente bene perché è centralizzato a Roma fondamentalmente, e tutto ciò purtroppo che viene centralizzato a Roma non funziona, e questo è un dato di fatto. Andava e va delegate le pubbliche amministrazioni locali, per cui i comuni piuttosto che le regioni, ecco, loro sono davvero vicine ai cittadini e sono in grado di individuare chi davvero ha bisogno di un sostegno. E quello che purtroppo viene centralizzato a livello romano, normalmente siamo abituati, soprattutto qui in Veneto, non funziona, per cui dobbiamo assolutamente mantenere un sistema di sostegno forte per chi perde un lavoro, per chi è in un'età anagrafica dove il lavoro è assolutamente difficile, sono quasi impossibile trovarlo, e vanno aiutate tutte quelle situazioni che altrimenti poi purtroppo per forza di cose, se non c'è un sicugno, sfuggono e finiscono nella malavita organizzata, per cui questo va anche detto, perché sennò è inutile che prendiamo in mano la sicurezza e poi se non sosteniamo alcune famiglie, alcune situazioni, anche alcuni giovani, poi questi inevitabilmente finiscono nella delinquenza. Quindi certo. Il problema della reddito di cittadinanza è che purtroppo ha messo a nudo
gli stipendi vergognosi che in Italia vengono pagati, che ricordiamolo sono fermi da oltre 20 anni, anzi sono addirittura scesi, e siamo l'unico paese europeo che ha un reddito bassissimo, insomma, mi pare sia il terzo più basso, insomma, dei paesi europei. Con i costi della vita di oggi, tra l'altro, sta diventando impossibile anche per chi lavora. Cioè, parliamo tanto dei fannulloni, dei furbi, eccetera, sì, ma oggi chi lavora con uno stipendio non riesce a vivere. Quindi questo va assolutamente messo nell'agenda politica del prossimo governo, chiunque esso sia, cioè vanno ricalibrati assolutamente gli stipendi, ma parliamo. Si è bloccato, speriamo che si sblocchi, si è bloccato il collegamento, ne approfitto, eccolo qua. Siamo solo alla componente energetica. Adesso la sentiamo, si era bloccato leggermente. Si era bloccato, no, dicevo, quindi assolutamente qualsiasi sia il governo deve assolutamente esserci una ricalibratura e un bilanciamento degli stipendi, che non deve avvenire quei 30, 40 euro o 80 euro, devono esserci aumenti del 30-40% di tutte le buste paghe, e devono, quindi una parte la dovrà fare l'azienda e una parte lo deve fare per forza lo Stato, non c'è altrimenti. Certo. Tutte quelle aziende che stanno facendo utili incredibili, penso. Abbiamo ancora dei problemi di collegamento. Niente, allora, mentre si ricollega io ne approfitterei per farvi sentire le parole del presidente Zaia oggi, che è tornato sulla tragedia avvenuta nel Trevigiano con 4 ragazzi morti alla vigilia di Ferragosto, e oggi conferenza stampa a Palazzo Balbi. Sentiamo le parole del presidente Luca Zaia. Partiremo, adesso ho chiesto che mi venga fatto un progetto, una delibera, per una roba che ho in mente, campagna shock con spot sui social media per i giovani. Voi sapete che io feci quelle famose campagne contro le stragi, insomma se ne parlò non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, ebbi 2 premi. Fui molto criticato per gli spot shock, però furono quelli che comunque fecero partire, rappresentarono l'innesco per una discussione anche tra i ragazzi. Noi allora andammo addirittura nei bambini nelle scuole elementari creando anche delle mini strade con dei mini segnali, cercando di iniziare a educare i bimbi fin da piccoli, che sono poi i bimbi che oggi hanno più di 20 anni. Purtroppo continuiamo a leggere di questa strage, non possiamo omologarci e pensare che sia normalità. Non ultimi 4 ragazzi, 18enni e 19enni, che hanno perso la vita proprio nel mio comune, a Godega di Sant'Urbano, ma così anche gli altri ragazzi delle altre storie. Peraltro mi si faceva notare che hanno perso la vita la stessa giornata dei 4 ragazzi di Musile di Piave, e non posso non dimenticare quei 4 ragazzi e il funerale al quale ho partecipato, e quindi penso che noi dobbiamo rimettere in piedi la macchina, però una macchina che deve coinvolgere un po' tutti. Allora si fecero gli stati generali per la sicurezza stradale. Io penso che non servano tante riunioni. Se ognuno di noi, per le proprie competenze che ha, parlo dei media piuttosto che delle discoteche, i gestori del ristorante, parlo delle associazioni di categoria, sono un po' tutti quelli che possono dire qualcosa, noi magari cercheremo di mettere in piedi un'immagine coordinata di questa campagna e poi ognuno cercherà di dare il suo contributo. Penso che questo sia il minimo che possiamo fare. Poi leggo tante dichiarazioni, le leggo spesso sulle strade. Purtroppo magari fosse solo un problema di strade, il problema è un problema di educazione alla sicurezza stradale. Esco ovviamente dal fatto specifico perché non mi sembra proprio il caso di discutere sulle dinamiche di un caso appena accaduto, però in senso generale noi abbiamo grande mortalità tra i giovani. Oltre il 46% dei giovani che muoiono con fuoriuscita di strada in solitaria, quindi si capisce insomma, che forse le dinamiche che accomunano ovviamente i ragazzi sono dinamiche sulle quali dobbiamo lavorare. Dunque avete sentito le parole del presidente Zaia. Fra l'altro proprio all'inizio di questa edizione avevamo parlato col comandante dei carabinieri, il colonnello Turini, che proprio durante il weekend di Ferragosto i carabinieri hanno intensificato i controlli proprio per cercare insomma di disincentivare, ecco, diciamo così, gli automobilisti a correre
questo appunto, come anche diceva il Presidente, non si parla dell'incidente stradale che purtroppo ha costato la vita a 4 ragazzini, ma questo in generale proprio per evitare che accadano poi incidenti gravi. E io vorrei un commento sia da Katia Lovat, insomma ci vuole una campagna shock, ci vuole un'educazione stradale, come dice il Presidente? Ma secondo me sì, è chiaramente fondamentale, anche perché vedere 4 giovani vite comunque morire così è veramente difficile e onestamente da giovane o comunque non saprei come fare per disincentivare certi comportamenti alla guida. Chiaramente quello alcolico è fondamentale, cioè evitare di bere e quant'altro, però la velocità, siamo onesti, nessuno va sul limite, cioè a 50 all'ora sul limite di 50, perché poi bisogna essere anche concreti. Quindi quello che secondo me bisogna fare è proprio responsabilizzare, cioè se è tardi, se è notte, se non si hanno i riflessi pronti, evitiamo di andare a 150 all'ora che poi non riusciamo a gestire la curva. Quindi secondo me deve essere proprio fatta una sensibilizzazione a livello di responsabilità, perché ripeto, i limiti in sé, come tutti i limiti che vengono imposti, hanno un'utilità fino ad un certo punto, no? Quello che deve essere fatto è proprio spronare a una maggiore responsabilità ed essere coscienti del fatto che se si è stanchi, se si ha bevuto uno spritz, certo, si dovrebbe esatto, bisogna essere controllati. Stefano Dall'Agata, bastano questi spot, diciamo, o ci vuole qualcosa in più? Arrivano in ritardo. Io mi professo come non buonista. Se una strada ha un limite di 50 all'ora, perché in quella curva c'è anche un centro abitato e quindi possono esserci pedoni, mi fa piacere che sia la giovane dottoressa aver nominato una velocità 150, forse non erano 150, forse un po' meno, sicuramente erano più di 80, perché certe curve a 80 all'ora si fanno, si vedono, se non c'è il limite. Le provinciali molte hanno quella conformazione, anche quella larghezza. Ecco, è ora di farlo, è ora anche di smettere di scusare, perché mi dispiace se muoiono giovani vite. Però il punto è che se ci fosse stata una formazione prima, se fossero stato spiegato prima, invece di dire ma sì, tanto non succede, pensare sempre che succede agli altri, questi famosi altri che sono colpevoli di tutto, oppure la colpa delle strade. No, se uno guida a una velocità elevata non è in grado, soprattutto con la stanchezza, non aggiungo altro di soltanto qualunque cosa, non è in grado di tenere una curva che va fatta a una velocità molto più bassa. Questo è il dato. Poi succede il disastro, ne sono successi tanti, molte volte l'uscita di strada era di un'auto che percorreva la curva all'interno, per cui per sfortuna ha anche preso qualcuno che proveniva dal senso opposto. Dobbiamo essere chiari che va rispettati i limiti, va mantenuta un'attenzione quando si ha un'auto nelle mani. Un'auto è un'arma per certi versi, è il mezzo in cui andiamo a lavoro, con cui andiamo a divertirci, però può essere pericolosa quanto un'arma, per cui serve una maggiore responsabilità. Ecco, secondo lei basta un'educazione stradale o bisogna fare qualcosa di più? Allora, l'educazione non può essere solo qualcosa delegato ad alcuni momenti, serve che tutti ci si renda conto. La campagna shock del Presidente Zaia, che ricorda quella fatta 20 anni fa, ha questo senso, sensibilizzare, cioè far capire che non sono gli altri quelli che possono morire, ma sei tu quello che puoi morire. Sono i tuoi amici quelli che puoi uccidere. Certo. Adesso io provo a pensare se sono in auto e investo un ciclista o se la persona in auto con me muore perché io ho fatto una stupidaggine. Non vivrei bene il resto della mia vita. Certo. Sarebbe pure a tirare avanti. Adesso sentiamo invece l'assessore Calzavara, perché ovviamente oggi è stata anche la giornata dei bilanci. Sentiamo che cosa dice l'assessore Calzavara, poi magari commentiamo anche questo. Il bilancio lo approviamo oggi
in maniera tale di avere le tempistiche di trasferimento poi al Consiglio regionale e far sì che ci siano i tempi adeguati alle commissioni e a tutti i consiglieri di prendere coscienza di questo bilancio e di arrivare, come è successo negli ultimi anni, con molto anticipo rispetto alla scadenza di fine anno all'approvazione del bilancio stesso. È un bilancio che ormai è tarato sui 17 miliardi, che gran parte di questi 17 sono poi spesa sanitaria, sono circa 9 miliardi 7,50, gli altri sono partite di giro. Quella che rimane invece nella marginalità, nella spesa regionale, è circa 1 miliardo e 500 milioni. Di questo 1 miliardo e 500 milioni, al netto di tutta una serie di spese obbligatorie, di spese di funzionamento della macchina amministrativa, di fatto la marginalità che rimane poi in capo alla giunta regionale per quest'anno è di 67 milioni. 67 milioni sono circa 10 milioni in meno rispetto a quello che è stato il bilancio approvato nel 2022 a tutti gli assessori, quindi abbiamo una riduzione di una decina di milioni che corrisponde al taglio del 15% a cui faceva riferimento il Presidente prima. Novità rispetto al bilancio 2022 è che questo 15% non riguarda tutto il settore della cultura, che viene immediatamente finanziato totalmente, nella speranza poi da qui all'approvazione del bilancio di trovare altre risorse che speriamo anche il nuovo governo possa mettere a disposizione delle regioni per riuscire a rimpinguare i capitoli che in questa fase abbiamo dovuto eliminare. Le spese più significative che confermiamo sono 16 milioni e mezzo per il rischio idrogeologico, i 3 milioni e 4 per l'acquisto di nuovi treni, confermiamo il finanziamento al Terraglio Est per 1 milione e 9, 1 milione per la Treviso-Ostiglia, i 26 milioni alla formazione, che sono ormai una cifra storica, così come è storica il finanziamento dei 31 milioni alle scuole paritarie da 0 a 6 anni. C'è poi il cofinanziamento per le politiche comunitarie, e quindi 60 milioni che garantiamo. Alcuni di questi 22 sono legati ai progetti 14-20, quindi alla precedente programmazione, mentre 38 milioni sono per la programmazione 21-27. Ecco, rispetto alle disponibilità che abbiamo avuto c'è qualche entrata in più, ma vi do alcuni dati. Ad esempio l'aumento dei tassi di interesse costa alla Regione circa 15 milioni di euro in più, perché l'indebitamento complessivo della Regione soltanto con la modifica e con l'aggiornamento dei tassi inevitabilmente ci porta a un maggiore costo, così come abbiamo un maggiore costo per adeguamenti contrattuali di 10 milioni di euro per il personale. Finanziamo ulteriormente con risorse aggiuntive anche il settore sanitario con 14 milioni di euro. Queste sono le cifre più significative del bilancio. All'interno del bilancio poi c'è il collegato della stabilità con alcune norme che abbiamo inserito, in particolar modo alcune agevolazioni legate ai portatori di handicap, ai minori, ai trapiantati, e aumentiamo leggermente l'esenzione, anzi la percentuale di riduzione del bollo da 50 a 75% per le auto storiche da 20 a 29 anni. Bilancio, insomma, come diceva, rigoroso, che ci permette però da questo punto di vista, perché se poi voi lo leggete con il rendiconto, di vedere una regione che ha avuto nel corso di questi anni la capacità di analizzare profondamente i conti della regione, di continuare ad asciugarli, ma di avere un trend assolutamente positivo, così come ha dimostrato anche la recente parifica della Corte dei Conti. Con questi numeri andiamo in Consiglio regionale, convinti che riusciremo a fare una buona manovra e a dare dal 1° gennaio 2023 l'approvazione del bilancio, che permette poi a tutti gli assessorati di far sì che le politiche che hanno in mente di fare possano essere attuate, proprio perché hanno a disposizione immediatamente le risorse. Dunque, lo chiedo, siamo ormai quasi al termine, però lo chiedo sia a Stefano Dall'Agata che a Cadia Lovat. Insomma, un bilancio che si chiude, ci sono insomma vari temi, anche quelli ambientali, se non sbaglio. Sì, innanzitutto è positivo sentire che comunque un bilancio regionale si chiuda con un utile. L'obiettivo chiaramente è sempre arrivare a pareggio, il fatto che ci siano comunque dei soldi che possono essere reinvestiti fa veramente molto piacere. Ripeto, l'ambiente per noi è importante, cioè nel senso che viviamo su questa terra, l'obiettivo è conservarla e chiaramente è una priorità.
chiaramente tutta la questione ambientale, che è fondamentale, deve essere innestata anche su delle tematiche più quotidiane, più concrete. Chiaramente gli investimenti devono essere studiati, sono degli investimenti a lungo termine, quelli ambientali, se dobbiamo creare comunque delle situazioni funzionali. Quindi mi aspetto che chiaramente venga fatto un programma, che al contempo però si portino avanti anche quelli che sono gli attuali problemi, quindi inflazione, stipendi, come diceva prima il mio collega, pensioni, perché è un altro dei temi. Assolutamente, tutte queste cose, ma è anche il motivo per cui noi di Fratelli d'Italia, condannati, abbiamo chiesto una rivisitazione del PNRR, proprio perché secondo me la coerenza sta anche nel fatto che se cambia la situazione bisogna anche avere la capacità ed essere in grado di gestire poi gli investimenti che devono essere fatti. L'ambiente per noi rimarrà sempre una priorità, io veramente sono un'ambientalista convinta, però bisogna anche risolvere i problemi dell'oggi, quelli concreti, quindi bisogna trovare come sempre un compromesso tra le due attività, però spero che ci sia la capacità, comunque ci sono le risorse, semplicemente bisogna trovare il match che ci possa portare da qui a 10-20 anni ad essere il più sostenibili possibili, ma al contempo avere una società funzionale dove la gente comunque vive bene e ci sia benessere. Stefano Dall'Agata, è d'accordo? Parzialmente, cioè se è un bilancio preventivo mi sfugge dove stia l'utile. Lo solito l'utile può essere nei consultivi e non nei preventivi. E qua c'è un problema che si apre sulla modalità di conto della destra. A me è piaciuta qualche dichiarazione quasi comunista dell'onorevole della Lega, del collega della Lega, ma aumentare del 40% gli stipendi con una tassazione che riguarda, mi pare, il 10% effettivo del reddito, significa dire agli imprenditori di aumentare il resto del 30%, ma non penso che si voglia dire che comunque uno non deve pagare tasse, per cui invece che il 30 deve essere almeno il 35. Ecco, nel rinnovo dei contratti mi fa piacere che la Lega proponga a Confindustria un aumento del 35% delle paghe. Non so se anche Fratelli d'Italia sarà d'accordo, spero di sì. Noi per parte nostra proponiamo un salario minimo, è nel programma di governo di Verdi Sinistra Italiana. Noi proponiamo anche, rispetto a quello che ho sentito parlare di bilancio, e di cui non ho sentito parlare però, è il TPL, trasporto pubblico locale, che sia finanziato, che ci siano scelte coraggiose, come hanno fatto in Germania, l'abbonamento a 9 euro, come stanno facendo anche in Spagna, mi pare, perché ogni auto in meno in strada e cittadino in più sull'autobus significa, ce lo insegnava già il grande professore in merceologia Giorgio Nebbia, tanta CO2 in meno, significa tanto gas e petrolio risparmiati che non incidono sulla bilancia commerciale, significa, rispetto alle condizioni cambiate, vogliamo parlare della guerra in corso, anche minore dipendenza dall'estero, dalla Russia per esempio. Queste sono cose, il trasporto pubblico locale va finanziato, deve essere il centro, la base fondamentale di quello che è la modalità per andare a scuola e a lavoro. Ecco. E bisogna andare in quella direzione. E questa è politica ambientale, non dire siamo a favore dell'ambiente e poi dopo rimettere i soldi sempre nella stessa direzione. Vanno spostati. Io confido che Cristina Guarda, la nostra consigliera regionale, saprà, in collaborazione con altri, portare proposte e spero che rispetto alle dichiarazioni che ho sentito oggi di grande interesse all'ambiente, Fratelli d'Italia o magari anche la Lega sappiano accoglierle. Posso fare una domanda? Sì. Al collega, ma mi è sempre incuriosito e non l'ho approfondito, quindi lo chiedo a lei visto che ho l'opportunità di essere qua. Uno, a quanto sarebbe secondo voi la soglia dello stipendio minimo? Perché comunque non ho mai sentito una cifra quantificata. Mi pare che ci sia scritto 10 euro all'ora minimo. Lordi. Quindi minimo 10 euro, ok, 10 euro quello lordi. È il salario minimo. Okay. Non deve andare in contrasto con la contrattazione né nazionale né quella di impresa, per cui quelle che sono premi di produzione, buoni pasto e altro, o quelle che sono i livelli, però
Su questo, diciamo, se c'è stata l'inflazione all'8%, il salario minimo previsto di 10 rispetto a una inflazione tendenziale prevista prima dell'1,5 non può essere aumentato dell'1,5, per cui invece che diventare 10,15 deve diventare 10,8. Ok, quindi c'è stata l'inflazione. Questo è deve essere la parte centrale a salvaguardia del reddito della famiglia. Poi ci sono il di più. Adesso, se qualcuno ha 50.000 euro all'anno, che non è il caso degli stagisti famosi, chiaramente significa perdere qualcosa anche se non viene, come dire, reintegrata l'inflazione. Ma chi con quei 1.200 euro al mese deve pagare casa, pagare il riscaldamento, mandare a scuola i figli, pagare da mangiare, spese vive, tutto, se non vengono rivalutati si trova veramente a rischio povertà, e noi sappiamo che la povertà è in aumento. Una nota sola per la collega: non è stato Renzi a creare la precarietà in Italia. No. Lei è giovane, magari non si ricorda, ma prima che lei nascesse già ce n'era, è grattatamente aumentata, purtroppo. No, ma io non ho parlato di precarietà. Io non ho parlato di precarietà. Pur mettendomi contro quelle scelte. No, io non ho parlato di precarietà, ho parlato di introdurre come strumento legittimato lo stage come contratto di assunzione, perché prima né Berlusconi né chiunque vi possiate inventare aveva mai tutelato degli stage così allucinanti, cioè dove effettivamente diventano dei contratti e la gente deve saltare di ruolo in ruolo in ruolo. Non esisteva. Parlo di esperienza personale. 20 anni fa a Castelfranco incontrai 2 avvocati. Prendevano 750 euro al mese, un stage o come cavolo vogliamo chiamarlo, mentre io prendevo i miei 1.000 euro come operaio. Apprendistato comunque si chiama. Apprendistato con la laurea? Sì, no, con la laurea viene fatto, sì, ma comunque voglio farle finire il discorso. Non interessa che lo si chiami stage, apprendistato o cosa, è una situazione di sfruttamento. Sì, ma sono d'accordo, ma termine alle situazioni di sfruttamento, sì, anche lei mi dice di sì. Lo sa che passa un po' da comunista, poi dentro il suo partito No, noi tuteliamo e difendiamo il lavoro, cioè in primis come approccio, quindi ci mancherebbe. E comunque lei diceva giustamente, il mio compagno legale stava facendo comunque tutto il tirocinio e le pratiche per diventare legale, però poi sapeva che finiti quei 2 anni veniva assunto cioè dico 2 anni a casa, adesso non lo so quanto dura, praticantato, perdoni, non era apprendistato, è il praticantato, dura un determinato tempo e poi si viene assunti, ed ha una logica. Ripeto, nell'azienda dove io ho lavorato 10 posti sono 10 stage che non hanno nessuna, e dico nessuna, possibilità di essere convertiti in un posto di lavoro. Cioè ci rendiamo conto che è schiavismo. Io guadagnavo 2 euro l'ora per un anno e lavoravo, non è che guardavo gli altri lavorare, facevo il mio. Quindi adesso capisce perché io dico che Matteo Renzi è di destra e fa coppia con l'altro Matteo. Guardi, non è della stessa destra, perché noi siamo una destra nazionalista e crediamo nella nostra patria. Quella è un filone neoliberista che difende la grande finanza e non ci appartiene proprio, guardi. Senta. Però concordo con lei. A parole. Poi di fatto andiamo a vedere. Poi un'ultima cosa, un ultimo aspetto che tutti si attendono è quello si parla tanto di sgravio fiscale, parliamo di assunzioni, ma di arrivare ad uno sgravio fiscale, perché siamo uno dei paesi dove a livello fiscale è il più alto in assoluto. Su questo i cittadini si attendono davvero delle risposte. Brevemente però Stefano Dall'Agata e poi Katia Lovat. Io parlo di riforma fiscale perché, a meno che di non voler ridurre le spese per i servizi, tipo la sanità, e per cui obbligare la gente a spendere in solido quello che aveva dallo Stato, dalla comunità, a meno che di non voler far quello, e qua torniamo alla questione delle coperture, serve una
riorganizzazione di quello che sono le aliquote e non in funzione della flat tax, facendo pagare meno i ricchi e quindi togliendo servizi ai poveri, perché più di tanto non gli si può abbassare le tasse. Non in quella direzione, ma facendo in modo che i milionari paghino, facendo in modo che le grandi imprese, anche multinazionali, paghino. Non si può gravare sul singolo lavoratore, sul singolo piccolo artigiano e poi lasciare campo libero a chi ha i miliardi in euro, a chi ha centinaia di milioni in euro. Quelle persone hanno molto dalla società, hanno avuto, anche per la loro bravura e competenza, la possibilità di accumulare tanto denaro di cui non sanno assolutamente cosa fare. Se ne perdono qualcosa, Sir Bertrand Russell, grande scienziato oltre che politico, attivista e pacifista, diceva: la tassa patrimoniale è quella tassa che obbliga i ricchi oziosi a vendere l'argenteria. I ricchi non oziosi guadagnano abbastanza da poterla pagare senza vendere l'argenteria. Questo è un dato. Vogliamo difendere i ricchi oziosi o vogliamo difendere la comunità nazionale? Certo. Questo è il discorso che faccio ai cosiddetti patriottisti. Certo. E mi pare che loro puntino dall'altra parte, perché quando fanno compagnia con Silvio Berlusconi è chiaro che non andranno da quella parte a prendere i soldi. Allora Katia Lovato, perché siamo quasi al termine. Ma allora non è questione di sottrarre ai ricchi per dare ai poveri. Giustamente, se una persona è diventata ricca e c'è frutto di sacrificio, di investimenti, e condanniamo sempre gli imprenditori, ma se non ci fossero gli imprenditori non ci sarebbe lavoro. Quindi chiaramente le tasse servono e sono utili, però vediamoli di investirli bene questi soldi. Cioè, questo è il vero problema, che in Italia ci sono miliardi, se non triliardi di sprechi. Quindi quello che io onestamente mi sento di dire è: andiamo a rivisitare la spesa pubblica, andiamo a tagliare tutti quei costi o comunque quelle presunte opere che poi non portano mai a niente, e andiamo a ridurre le tasse di conseguenza, cioè senza andare per forza a imporre una patrimoniale, perché io sinceramente non lo vedo un metodo corretto, ma piuttosto andando a sfoltire quelle che sono le spese, poi con una flat tax o con un altro sistema andare a prendere dignitosamente, in maniera equa, e quindi non uguale ma equa, a tutti la propria percentuale. Io ringrazio, siamo arrivati davvero al termine, ringrazio Stefano Dall'Agata per essere stato con noi, grazie davvero, e anche a Katia Lovata che ci ha raggiunto qua in studio, grazie. Io sono arrivata davvero al termine, ho pochi minuti per ringraziare anche i registi Andrea Basso e Simone Merlo, e vi lascio alle previsioni meteo e alla pubblicità. A domani, grazie. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana e la pressione atmosferica è in nuovo aumento. La settimana prosegue con un tempo più stabile. Nel dettaglio sul Veneto la grafica di martedì 16 agosto evidenzia un contesto buono. Migliora dunque il tempo con ampio soleggiamento e cielo velato, salvo per isolati acquazzoni sui rilievi al pomeriggio. Temperature minime tra 13 e 21 gradi, massime sui 28-32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora a vedere la situazione sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole dappertutto, senza piogge, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 18-20 gradi, massime intorno ai 29-31 gradi. Infine vediamo come sarà il tempo sul Trentino Alto Adige. Splende il sole ovunque, il cielo sarà sereno anche in questo caso su tutta la nostra regione. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 30-31 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.